Il rischio dell'idolatria non è lontano da noi, dal nostro modo di vivere la vita e la fede. È un atteggiamento pericoloso perché è ancor più subdolo di quello che San Giorgio sconfisse, in uno degli episodi forse meno conosciuti della sua vita. Il rischio infatti è quello di fare di se stessi degli idoli, oppure di restare indifferenti alla fede. Lo ha spiegato il vescovo Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia a Portofino in occasione della festa del patrono. È la dinamica di quella che chiamiamo la secolarizzazione, cioè l'attenzione alle cose di questo mondo molto più che alle cose di Dio. Siamo tentati dall'indifferenza anche per il fatto che noi diciamo ma va tutto bene. Ecco questo modo di fare che non ci richiama all'impegno di seguire, di cercare, di amare e di vivere la verità della vita. Da Monsignor Tanasini un invito a ravvivare la fede, a prendere sul serio la vita cristiana percorrendo le strade indicate dal Vangelo. Una riflessione che la comunità di Portofino ha condotto nel tempo di preparazione alla festa del patrono, che ha avuto come filo guida la lettura di un dipinto ospitato nella chiesa parrocchiale di Raffaele Resio, che raffigura appunto San Giorgio che sconfigge l'idolatria. L'idolo, a differenza del Dio cristiano, genera e produce subito, risponde immediatamente all'impazienza del desiderio dell'uomo. Invece il Dio cristiano, nelle parole del risorto, dice non me tangere. Ancora verrebbe da dire che il divieto biblico dell'adorare le divinità, dell'adorare gli idoli, non è tanto un'autodifesa che Dio pone al proprio monoteismo, ma una tutela, vorremmo dire, all'integrità dell'uomo. Ecco, San Giorgio in questo stupendo affresco che debella l'idolatria ricorda esattamente questo, non genericamente un'autodifesa del monoteismo, ma la difesa dell'integrità dell'uomo dal culto falso e pagano.